Santo Crocuzzo, sai, l'ha fatto Dove devo passare io? Non so mai qua. Una volta è sceso. Però devo rivenire. Sto dando calcio a te. Sto cercando di accavallare l'altra gamba. Oggi non è Laura. Ma non sono questa, Samsung che bello. E Uca. Dicono il sermonino. Ma ci c'è stacca. Ma infatti solo lei le conosce queste canzoni. La fatica sua. Cioè, è normale. Lei lo dice. Buono tutto. Stiamo mangiando. Faccia una bella botta. Stavamo mal di testa, troppo. No, vabbè. Il compleanno erano tutte giovani. La più bella deve fare. Guarda. Papà? Vuoi acqua? Quelle le manine. No, me la devi vedere. Adesso noi la cena volevamo mangiare l'anguria. Ho detto no, non la mangiamo perché è calda. E noi l'abbiamo mangiata. Saluta, fai ciao. Ciao. No, lo vedo che ti sta riprendendo. Gianni il re. Oh, trabalho. Ho dovuto calmare l'orecchio. Adesso va a fare il pasta. Sì, c'era detto carne. Perfetta, riuscisi? Che non so mica che mi lascia. Ma è normale di notte La pasta della di non balla Lorenzo. Ma siete figli. Ascolti? Eravamo dalla parte delle dune. Poi? E perché era tutto sotto un gazebo? Si può Cosa ci sapere. fa? Stiamo aspettando mamma. Vabbè, c'era questo tipo con i capelli blu. Vada batte il tresi, che la passare al russo. Non sto facendo di notte. Stavo guardando, non ci sono niente. Io sono entrato. Santa, si pare, pare che
A pallone, le partite E poi dice, per rispetto Vai sulla ah, vai. E da lì non albino, mi sarà quasi facile. Non ci sono quelle buste grandi, sì, ci sono, ci sono. Niente. Ma che mi Butta, anche questo, butta. Cosa, amore? Guarda quel signore che ci sta facendo il filmino. Questo è mio nipotino che si chiama Diego. Guarda. Bimbo scappa a casino. Non sono andato su rimasta cazzo quello via. Non si può quello lì. Che guarda, Ce n'è altro vino, bianco, rosato, ce n'è. no, noi lo portiamo via questo. Ah no, da questo signore. Sì. Buonasera a tutti e ben ritrovati ottavo memorial all'ottavo memorial per Mariana De Sia e Stefano Ucheddu. Ben ritrovati anche quest'anno. Grazie per l'applauso. Quest'anno questa serata si articola in due parti. La prima parte riguarderà una sfilata, diciamo, di costumi particolari, una sfilata di scialli in particolare, poi vedremo un pochino come sono stati realizzati questi scialli da un artista di Perdagius, e poi la seconda parte sarà caratterizzata dai gruppi che si esibiranno qua con i loro balli. Avremo 4 gruppi folk e aprirà questa seconda parte il gruppo di Masainas, poi ci sarà il gruppo di Nurri, il gruppo di Flumini Maggiore e il gruppo di Serbariu. A questo punto direi di portare un po' su la base e possiamo partire direttamente con la sfilata di questi scialli. Questi scialli sono dei complementi di abbigliamento particolari, sono stati arricchiti e ingentiliti dall'arte di Emanuele di Perdagius. Lei ha realizzato delle opere con degli acrilici sulla parte posteriore di questi scialli, li vedremo mentre sfileranno, e sono stati arricchiti con dei colori straordinariamente appropriati. A questo punto direi di iniziare con la sfilata. Di queste fanno parte 2 graziose bambine, anche una di queste aprirà la sfilata con uno scialle con un colore chiaro, e vedremo sfilare per la prima volta in questo palcoscenico, quindi in questo parterre, la ragazza che si trova, questa graziosa bambina, in prima posizione. Giada, ecco a te. Un applauso, grazie, le offriamo a questa bambina che sfila con passione, con tanto piacere. Sì? Questo è uno scialle verde acqua con frange in seta e in tinta. Al centro troveremo la pittura riportante delle margherite e con dei punti luce. Qualche ragguaglio su questi scialli mi pare sia doveroso e comunque importante farlo sapere. Lo scialle, grazie Giada, si posiziona qui. Gli scialli, anche se sono stati usati nella nostra terra antichissima, in questa Sardegna, non sono portati alla luce, diciamo, da un punto di vista conoscitivo della società proprio nella nostra terra, ma nascono molto
molto in là con il tempo e stiamo parlando del XVIII secolo circa, stiamo parlando del 1700, nascono in Francia e in Inghilterra e non venivano usati così come scialli come li stiamo usando oggi noi come coprispalla, ma erano dei complementi di abbigliamento ed erano usati come sciarpa. Chiaramente non nascevano soltanto in seta, ma nascevano anche in altri tessuti molto pregiati come il cashmere per esempio, perché lo scialle non era quello che veniva usato soltanto d'estate, quindi un copriabito così da un punto di vista estetico, ma venivano realizzati anche in altre stoffe molto pregiate, per esempio il cashmere per quanto riguarda l'inverno. Poi sono arrivati anche qua, anche se questo è un popolo molto ricco di storia che può perdersi nella notte dei tempi, quindi potremo ricordare e raccontarne tantissime. Però abbiamo avuto poi la conseguenza che qui è diventato un qualcosa di molto importante nell'abbigliamento del popolo sardo. Proseguiamo quindi con la sfilata con un altro scialle molto bello, rosso, con delle frange nere, e stiamo parlando di Daniela Chiligu. Grazie per quanto riguarda l'applauso, perché è sempre l'anima di chi sfila e di chi sta in un palco anche per quanto riguarda la conduzione, ma particolarmente per chi sfila. Grazie Daniela, prosegue con la sfilata. Ha questa pittura con delle rose realizzate sempre dalle abili mani di Emanuela Ezzi, che poi vi presenteremo, vi faremo conoscere. È una ragazzina di 80 anni che però si diletta a realizzare queste grandi opere, che sono poi apprezzate da tutti. Facciamoglielo questo applauso, dato che non costa nulla, perché non si paga. Grazie. Proseguiamo con la prossima, e adesso abbiamo uno scialle con delle frange in tinta. Stiamo parlando della prossima indossatrice, Lucia De Montis. Grazie per l'applauso. Lucia, come dicevo prima, indossa questo scialle color avorio in raso con delle frange in tinta e al centro con una pittura con degli anemoni, portanti anche dei punti luce. Molto bello anche questo, apprezzatissimo ovunque, sempre realizzato interamente a mano da Emanuela Ezzi. Grazie Lucia, ecco. Proseguiamo quindi con la seconda, la terza indossatrice, seconda per quanto riguarda questo genere, e stiamo parlando di Roberta De Si. Roberta indossa uno scialle color avorio in raso con delle frange in seta e anche stavolta in tinta. Al centro la pittura riporta dei papaveri e delle spighe, chiaramente con dei punti luce. Grazie anche a Roberta, che andrà a posizionarsi alla sua sinistra. Grazie Roberta. Proseguiamo con Caterina Ezzi. Caterina indossa uno scialle in raso di colore verde molto blando, ma molto apprezzabile, molto carino, ingentilito stavolta con delle frange in seta bianche e al centro una pittura fantasia. Grazie Caterina, va a posizionarsi alla mia sinistra. E adesso abbiamo la volta di Micaela De Vitt. Facciamogli un applauso a questa ragazza che sfila con uno scialle straordinariamente bello, uno scialle rosso in raso con frange in seta nera e al centro realizzato
e con dei punti luce. A questo punto abbiamo un'altra graziosa bambina che sfila e stavolta non ha uno scialle ma una sciarpa, sempre con riportante delle immagini, dei disegni, delle pitture realizzate sempre da Emanuela Ezzi, e si tratta di Gioia Trullo. Facciamole un applauso anche a Gioia, così incoraggiamo queste bambine in una loro passione. E adesso lasciamo per un attimo i scialli e vedremo sfilare una ragazza con un'altra opera di Emanuela Ezzi. Stavolta si tratta di un ombrellino. Vi dirò come è realizzato questo ombrellino. Così comunemente si potrebbe pensare ad un ombrello qualsiasi comprato che poi ha dei colori più o meno stravaganti, dei colori apprezzabili, tutto quello che vogliamo. In effetti questo non è così. Questo è un ombrello realizzato interamente con della plastica. E questa plastica non sono altro che gli anellini in plastica che troviamo nelle bottiglie dell'acqua. Quindi raccolti uno per uno, assemblati con delle fascette sempre in plastica, sono quelle fascette che usano gli elettricisti per tenere fermi i fili, i cavi. L'arte di questa signora ha realizzato questo ombrellino straordinariamente bello. Prego Natascia. Stiamo parlando di Natascia Fadda. Grazie, proseguiamo pure con un applauso perché mi incoraggia tantissimo. Grazie. Dai sulla sinistra. Ed ora abbiamo un altro grande, secondo me un'altra grande opera di questa artista. Sfilerà con un abito bellissimo di colore nero e quest'abito porta un complemento, quindi un corpino, vedremo un pochino come è realizzato anche questo, e lo indossa Maria Laura Borgu. Questo corpino bianco che vedete nella parte alta dell'abbigliamento è un corpino realizzato sempre con la plastica ottenuta dalle bottiglie dell'acqua e assemblate nello stesso modo e con una grande abilità. Maria Laura indossa anche un gioiello straordinario in pietra dura che sta indossando, molto bello, sempre realizzato a mano da Emanuela Ezzi. Adesso abbiamo finito con i scialli, ma abbiamo finito con queste parti particolari che riguarda un'arte sempre di Emanuela Ezzi con il suo estro realizzati, e passiamo sempre anche ad altre opere realizzate da lei e sono un tantino diverse. Stiamo parlando prima di tutto sfileranno adesso Carmen Venturi, Ombretta Cossu e Lucia Lubina. Loro sfileranno con dei rosari realizzati a mano con delle parti in plastiche, e alcuni sono con delle parti in plastiche, altri invece con delle parti in sughero, realizzati sempre dall'artista Emanuela Ezzi. Prego.
le indossatrici sono locali di questo straordinario paese del Sulcis, caratterizzato per essere tenuto molto bene e per essere ambito anche nell'ambito della vocazione turistica e non soltanto dell'agricoltura, un paese molto conosciuto, Masainas. Ecco, abbiamo avuto le indossatrici che hanno portato questi rosari realizzati sempre con dei materiali di recupero ma abilmente impiegati. Passiamo ad altre indossatrici che hanno dei complementi sempre di abbigliamento, sono particolari, anche questi realizzati dall'artista Emanuela Ezzi, e perché lascerei dopo questa sfilata, cioè dopo queste persone, questi 4 che sfileranno adesso, lascerei in chiusura un costume sardo, un abbigliamento sardo in chiusura di questa sfilata. Abbiamo adesso Gabriella Carrus, Manuela Pistis, Elisa Pinna e Lucia Cossu. Loro esibiranno dei capelli realizzati sempre a mano da Emanuela Ezzi. Sono dei capelli che nel loro ornamento, perché sono stati ingentiliti proprio con delle basi in stoffa e poi arricchiti con delle rose, sono anche questi dei capolavori realizzati dall'artista Emanuela Ezzi. Grazie, proseguiamo con un applauso perché fa sempre piacere anche alle altre che stanno qui e che hanno appena sfilato. Grazie, posizionatevi pure anche sulla sinistra, va bene? E proseguiamo ora con un costume sardo, quindi della nostra zona, tipico del nostro territorio, Carmen Ezzi. Grazie per l'applauso. Grazie per la presentazione di questo abbigliamento storico che caratterizza il nostro territorio da tantissimo, ricco proprio di storia e di tante particolari caratteristiche di questa società, di questa terra meravigliosa. Adesso vorrei qui, perché mi pare giusto e doveroso avere qui l'artista un attimo, e vorrei qui vabbè, facciamo arrivare, quindi questa non era in scaletta, non ce l'avevo, comunque questa ragazza, questa bambina con l'artista, le voglio tutte e due qui. Prego, prego. Lei che porta questo mazzo di rose è l'artista Emanuela Ezzi. Non faremo un'intervista per annoiare nessuno, però vogliamo sapere qualcosa anche da parte dell'artista. Facciamoglielo questo applauso. Grazie per questo applauso, grazie. Adesso la vogliamo sentire un attimo, perché vogliamo capire come è arrivata a realizzare queste opere pensando di utilizzare proprio questi materiali di riuso. Prego, prego, venga qui, oppure, anzi qui. Vediamo un po', sentiamo direttamente dall'artista come ha avuto quest'idea di realizzare queste opere in questo modo, cioè pensando di utilizzare proprio questi materiali di riuso, proprio la plastica, quella delle bottiglie. Come ci siamo arrivati a queste cose, signora Emanuela? Sì, va bene, facciamole un applauso perché è emozionata. Lei si emoziona, però ha delle mani straordinariamente abili
e anche delle idee straordinarie. Quindi no, adesso con semplicità, lei non pensi di fare dei discorsi così molto sofisticati o particolari, però vediamo un pochino come è arrivata lei a realizzare queste cose, perché ha pensato di fare queste cose? Io ho cantato, ho fatto questo per dare un esempio ai giovani e alle persone che hanno la mia età, di non rimanere senza fare niente, di non fare queste cose. Ecco, quindi un invito ai giovani di oggi perché inizino a fare qualcosa. Bisogna dire che la signora Emanuela fa questo senza fini di lucro, perché lei non vende nulla, realizza e poi fa queste sfilate, regala queste cose magari ai parenti, agli amici, però lei non vende niente, lei non realizza poi soltanto questo, lei è anche una pittrice, lei realizza dei quadri straordinariamente belli, che potrebbe fare anche una mostra personale, vero? Sì, è vero. È un sogno questo? Sì. Cassetto. È un sogno nel cassetto, però questo cassetto potrebbe essere anche aperto. Va bene, grazie emozionata signora Emanuela, comunque l'abbiamo voluta sentire, ecco. A questo punto vorrei anche la signora Elena, dov'è signora Elena? Signora Elena, la presidente del gruppo folk di Masainas. Riesce ad arrivare qui sul palco? No, non ce la facciamo, però io vorrei che un'introduzione con parole sue, con le conoscenze sue di questo avvenimento vorrei che le facesse lei la presentazione, l'apertura proprio di questa seconda parte di questa serata con un riguardo particolare al Memorial. Allora, io non sono capace a parlare perché non mi è mai piaciuto salire sul palco e dire niente. Allora, io prima di tutto vorrei ringraziare tutti i gruppi che hanno partecipato a questa manifestazione, che sono venuti da un po' lontano, li ringrazio tantissimo, visto che tanto adesso che sto parlando vorrei fare un po' di ringraziamenti. Prima di tutto ringraziare a zia Manuela per quello che ha fatto, che ha fatto una cosa meravigliosa che l'ha dedicato a mia figlia Marianna. È un pensiero bellissimo perché questa festa è dedicata ai due ragazzi che non ci sono più, Marianna e Stefano. Poi vorrei ringraziare tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno contribuito a fare questa manifestazione, l'amministrazione comunale e la Proloco di Masainas. In più un ringraziamento importante e grandissimo va al mio gruppo folk con tanto amore e con tanta dedizione che mi sopportano e mi aiutano per tutto. Grazie a tutti e buona serata a tutti, grazie. Grazie signora Elena, grazie. Volevo che fosse lei a introdurre questa seconda parte di questa serata, proprio perché lei conosce profondamente, sa il valore e l'importanza di questo memorial, quindi di questa ricorrenza. Bene, a questo punto direi di mandare un po' di base perché nel frattempo le ragazze e le indossatrici possono riprendere posizione e intanto si prepari il primo gruppo folk. Abbiamo 4 gruppi che si esibiranno questa sera in questo palco, in questa piazza, e ciascuno di questi farà qualche ballo e l'introduzione vorrei, a mano che devono presentarsi, vorrei che la facesse, infatti che si avvicinasse qui un loro portavoce, un qualcuno che comunque conosce perfettamente il loro gruppo. Grazie per questo applauso, li accompagniamo pure con un applauso, va benissimo. E direi che il primo gruppo che si esibirà qui stasera è quello di Masainas, è il gruppo locale, quello e poi ci sarà, successivamente ci saranno gli altri 3, abbiamo parlato del gruppo di Nurri, abbiamo parlato del gruppo di Fiume Maggiore e del gruppo di Servalio.
3 di questi gruppi verranno accompagnati con l'organetto da Antonio, saranno accompagnati da 2 che suoneranno in maniera... Prego. Allora, Antonio Farris accompagnerà i gruppi di Masainas, Nurri e Servario, mentre il gruppo di Flume Maggiore verrà accompagnato da un punto di vista musicale da Matteo, che non ho conosciuto, però mi pare sia in questi paraggi, poi lo conosceremo. Quindi stiamo parlando del primo gruppo, quello di Masainas, un gruppo che ha una storia, anche se in un certo senso un po' più breve rispetto ad altre, perché sappiamo che la Sardegna con questi gruppi folk ha arricchito di colori, di costumi, di usanze, di tradizioni e le ha portate in tutto il mondo, perché non è che si sono fermati alle solite piazze della nostra terra, ma stanno portando le nostre tradizioni, il nostro nome, la nostra conoscenza in tutto il mondo, in tutte le piazze. Va bene. Allora, quindi il gruppo di Masainas si sta preparando.
Applauso, accompagniamo con un bellissimo applauso, hanno fatto una coreografia molto bella il gruppo di Maseinas. Adesso li vediamo con il prossimo ballo. Stanno preparando, quindi stiamo per partire con il prossimo brano.
applauso, anche se a scena aperta va benissimo perché è graditissima da chi balla o comunque da artisti in ogni occasione. Adesso grazie al gruppo di Masainas e procediamo con il secondo gruppo. Stiamo parlando del gruppo di Servario e io in questa occasione chiamerei qui un attimo Massimo Sulas. Scusate, ma in scaletta io avevo quello. Comunque partiamo con il gruppo di Nurri allora. Allora passeremo al gruppo di Nurri e il gruppo di Servario sarà successivamente. Intanto parliamo di un paese straordinario del Sarcidano che purtroppo vive comunque un problema di molti paesi della nostra Sardegna, della nostra terra, perché lo spopolamento sta avendo la meglio anche lì, però è sempre un paese vivo che fa vivere anche tutte queste grandi tradizioni e la storia della nostra terra. Questo è Nurri.
applauso al gruppo di Nurri. Il prossimo ballo è sul ballo di Samazocca.
Applauso al gruppo di Nurri e anche accompagniamoli con un bellissimo applauso in chiusura di questo ciclo di balli del gruppo di Nurri. Intanto si prepari Flumini Maggiore da questo paese straordinario dell'Alto Iglesiente con poco più di 3.000 abitanti. Anche questo paese vanta di avere le due potenzialità, sia quella agricola che quella turistica, perché si trova ai piedi di un monte molto importante, delle sugherete tra l'altro importantissime, e poi anche il mare a due passi. Tutta la zona di Porticeto che porta verso Bugero è una zona straordinariamente bella. Da lì provengono questi che ci faranno vedere adesso con i loro balli e le loro coreografie. Quindi adesso abbiamo cambiato
DJ è chiuso per questa serata, quindi sarà il coinvolgimento anche di tutte le persone del pubblico. Ci sarà, come dicevo,
Grazie, un applauso lo facciamo anche ai suonatori che ci hanno resi con questa musica tutta la serata, hanno accompagnato quasi tutti i gruppi. Allora, sì, prego. Ah, tutti i gruppi che hanno i palloncini perché stanno per essere liberati, quindi possono avvicinarsi qua per cortesia. Tutti i gruppi che hanno i palloncini possono avvicinarsi, anzi devono avvicinarsi qua. Allora,
ci stiamo preparando, ce ne sono ancora c'è qualcuno che è ancora in viaggio. Allora, ci siamo quasi tutti. Siamo pronti? Allora, 1, 2, 3. Un applauso, facciamo un applauso forte, un applauso molto grande per questo momento. Per la chiusura dell'8ª edizione, diciamo così, del Memorial. Stefano Ucchedu e Marianna Bossi. Parlo dell'amicizia in chiusura dell'8º Memorial. Marianna Bossi e Stefano Ucchedu. Un ringraziamento particolare va a tutti i gruppi che hanno partecipato di Fermani e Maserinas e a tutte le persone che hanno preso parte alla sfilata dei costumi dedicati all'artista Emanuela Ezzi. Un ringraziamento e un saluto a tutti. Bellissimo questo giro tondo. C'è ancora spazio, se volete partecipare potete avvicinarvi anche voi, prendete parte a questo ballo. Grazie per aver partecipato a questo ballo in chiusura per l'8º Memorial Marianna Bossi e Stefano Ucchedu. Grazie a tutti e un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti, si chiude qui l'8º Memorial Marianna Bossi e Stefano Ucchedu. Grazie a tutti per aver partecipato, buon proseguimento.